Secondo premio di questa sezione alla poesia Giuseppe Di Matteo. Legge la motivazione Anna Sauro. Sempre Ciuro? Anna Ciuro, scusa, va bene. Vabbè. Ho fatto un purpurino. Allora, indelebile l'immagine di Giuseppe, giovane vittima della mafia, strappato alla sua infanzia spensierata, ridotto a una larva dopo 2 anni di prigionia e destinato a una fine atroce da mafiosi mascherati di carabinieri. La scelta del dialetto scolpisce le immagini che suscitano brividi in tutti noi, increduli di fronte alla ferocia della mafia anche nei confronti dell'infanzia. La scelta magica rende scorrevole la lettura e il lessico ben si sposa al tragico realismo della vicenda. Legge Enzo Giannone. Da sta terra martoriata, china di ciure e spine, ci sono vicende che ne fanno agghiacciare le vene. Ne lassano la cucca sicca, amara, come ruchele, e stranduliano la coscienza, con dolore e mille pene. Portavano un uomo do santo patriarca Giuseppe, e vivia spensierato come un diamante splendente, amava le capace, le cavalcava all'umaneggio e lo vedeva per le strade d'altofonte a passeggio. Suo padre mafioso e poi pentito, niscia la voce e qualcuno sentenziava minnitta con una croce. Mafiosi mascherati di carabinieri o maneggio occhiavano a Giuseppe e ci facevano un segno. Con la scusa di portarlo a fare cividere a suo padre, lo privavano per sempre delle braccia di sua madre. Giuseppe fu pigliato e carcerato per 2 anni dalle mafiosi che si sentivano sperte e grandi. Non vette più la luce e addiventò una larva oscura sotto terra, corcato in una rete in faccia onore. Lo fotografavano con il giornale in mano e ci facevano capire che prima o poi lo liberavano. Poi una tarda mattina ci misero una corda o coggio e in tuo posto chino d'acito il taro a moggio. Giuseppe, un celeste paradiso varcava le porte e i mafiosi ridiano dopo aver deciso la sua sorte. Ma la giustizia non fermava la sua giusta corsa e i mafiosi poi furono arrestati dalla sua morsa. Da Giocovo ora sorgì un giardino dalla memoria e non di noi si può mai scordare questa triste storia. E Giuseppe di Giuseppe ne resta una vecchia fotografia in capo un capaggio felice e pieno d'allegria. Guardani dallo cielo, oh piccireggio d'Altoponte, e continua a cavalcare tra le mari e le monti. Tu sei sempre vivo dalle nostre addolorati cori, perché in fondo una vittima di mafia mai muore. Chiamiamo per premiare l'autore di questa, come dire, pesante poesia, Francesco Billesci. Premia il presidente della Proloco di Laspari, Rosalba Lala. Era qua. Giuro che era qua. Qui. Ah. Ringrazio intanto la giuria per aver premiato questa mia lirica, ringrazio l'Auser, il presidente Cerrito, e ringrazio anche tutti voi che avete ascoltato questa poesia che smuove le coscienze e manda un messaggio di
legalità affinché queste cose non succedano più. Grazie. Devo complimentarmi, è veramente splendida la poesia e magistrale l'interpretazione del professore. Complimenti a tutti, fino adesso le poesie che abbiamo ascoltato sono tutte una più bella dell'altra e non sarà stato facile sicuramente per la giuria scegliere. Complimenti ancora. Grazie.